In questi meleto abbiamo il Pondè Madonna, il Pondè a fragola, la Rossa di montagna, la Modenese, la Fior d'Arancio, che è l'ultima pianta che ho piantato, e altre 2 o 3 varietà che abbiamo selezionato come associazione. Con l'esperienza si imparano le tecniche e si risolvono certi problemi, come in questo caso abbiamo le mele che sono rimaste piccole perché le ho diradate troppo poco. Diradare vuol dire eliminare delle mele superflue che vanno a influenzare l'accrescimento degli altri frutti. Luigi, è molto difficile l'annata di quest'anno, mi spieghi i motivi? Perché? Sì, l'annata come gli ultimi anni è abbastanza difficile a causa del clima innanzitutto, perché abbiamo stagioni che non sono più stagioni e quindi abbiamo la grandinata improvvisa, il secco, e poi c'è l'altro problema che riscontriamo qui nel nostro territorio, perché è bellissimo, natura, animali, però gli animali creano anche danno, quali i caprioli magari che ci mangiano le foglioline fresche e creano un danno alla pianta, o gli uccelli che vanno a rovinare il prodotto finito. Io per conto mio ho dovuto recintare il meleto con il filo elettrico per limitare l'ingresso dei selvatici e coprire i meli con le reti antigrandine. La vostra associazione ha svolto un ruolo di archeologia nella riscoperta delle mele antiche. Quante ne avete recuperate, ma quante effettivamente ne vanno in produzione? Allora, un lavoro veramente di archeologia fatto una quindicina d'anni fa e sono state recuperate una cinquantina di varietà che erano presenti nel territorio di Monfumo, perché fino a 50 anni fa erano comunissime ed erano una fonte di sostentamento per la popolazione. Adesso ne abbiamo una quindicina in produzione perché sono state scelte per la loro caratteristica, per il profumo, per il gusto, per la durevolezza e soprattutto perché quelle che hanno meno bisogno di trattamenti da fare. Con questi frutti recuperati facciamo un sacco di cose. Facciamo la confettura in primis, poi facciamo i succhi e poi facciamo una confettura particolare dedicata soltanto per la ghisola. Che cos'è la ghisola? La ghisola è un dolce strepitoso che è stato inventato da Leonardo Di Carlo, mastro pasticcere, e in collaborazione con CNA Asolo, e hanno creato questo dolce, quindi una specie di pasta frolla, chiamiamola così, con dentro i prodotti del territorio, quindi c'è la farina mais bianco perla, ad esempio, e il cuore di questa torta, di questo dolce, è la nostra confettura di mele. E da quest'anno è stata arricchita anche da un secondo cuore, la confettura di ciliegie di Maser. Quest'anno in via eccezionale la festa della mela sarà fatta ai primi di ottobre, mentre negli anni scorsi era ai primi di settembre, e per noi dell'associazione va molto meglio perché abbiamo molte più varietà di mele che arrivano a maturazione. Purtroppo quest'anno è un anno un po' difficile, tuttavia faremo del nostro meglio per poter dare la possibilità ai nostri fan, ai nostri frequentatori di poterle assaggiare ed eventualmente anche acquistare.